Buongiorno e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Come ogni giorno cerchiamo di attualizzare anche quello che è l'impatto di questo virus sulle nostre vite e sull'economia dei nostri territori. Sono giornate un po' dure per quello che sta succedendo, non solo per gli effetti del coronavirus ma anche per l'impatto che sta avendo a livello mondiale questa situazione, con le borse di tutto il mondo che stanno soffrendo, il prezzo del petrolio che cala, i viaggi che sono limitati in tutto il mondo, le compagnie aeree che si stanno attrezzando a chiudere voli. Insomma, è una vera rivoluzione per tutto il mondo questo nuovo virus che sta circolando nel pianeta. Ovviamente noi dobbiamo guardarla dalla prospettiva dei nostri territori, che sono tra i territori più vocati dal punto di vista turistico anche a livello italiano, e per questo stamattina abbiamo con noi l'assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Canera, a cui do il buongiorno e il benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Allora, vedo che conserva un po' di sorriso nonostante diciamo, le notizie che arrivano sono veramente molto pesanti su questo fronte proprio dal Veneto. Allora, io dico subito che imposteremo la trasmissione dando tutti i dati di quello che sta succedendo e di quello che in prospettiva potrà succedere in queste settimane che seguiranno, ma cercando già di guardare a un orizzonte più sereno, diciamo così. Allora... Assolutamente sì, bisogna cercare di essere positivi anche nelle situazioni, diciamo, più drammatiche e difficili come quelle odierne. Ovviamente questo coronavirus sta mettendo in ginocchio non soltanto il Veneto, la Lombardia o l'Emilia, ma un po' tutto il sistema paese, soprattutto dal punto di vista turistico, non solo. Però abbiamo capito oggi più che mai che turismo significa non soltanto ricettività, ma significa anche artigianato, commercio, agricoltura, servizi, spettacolo, trasporti, cultura, perché anche i musei ne soffrono, i teatri, quindi insomma... sport, tutto voglio dire. Purtroppo incide tutto, quindi i dati sono eclatanti. Ovviamente noi stiamo già comunque lavorando non soltanto per avere alcune misure nell'immediato per rispondere a tutti questi operatori che sono in difficoltà, ma soprattutto stiamo già pensando a come uscire da questa situazione, perché prima o poi questa emergenza finirà. So che oggi è difficile dire questo perché siamo tutti in difficoltà, sia dal punto di vista economico ma anche semplicemente nella vita quotidiana. Penso alle mamme che erano abituate a portare i figli a scuola e poi andare a lavorare, e ora hanno gli asili chiusi e non sanno come gestirsi. Di conseguenza queste mamme lavorano da qualche parte, quindi creano un problema anche presso i datori di lavoro. Cioè, sono tutte cose che sappiamo, però sappiamo anche che prima o poi questa emergenza finirà e noi dobbiamo essere pronti in quel momento lì. Allora, intanto doverosamente dobbiamo dare una fotografia della situazione, anche perché proprio in queste ore sta cambiando, diciamo, con l'attuazione del decreto, ma non solo, con misure anche in autonomia da parte delle strutture turistiche. Sappiamo, abbiamo visto tutti le immagini di Venezia deserta e delle città d'arte deserte, Firenze, ma anche Verona, tante altre città, però in queste ore si pone il tema della montagna, che chiude anticipatamente proprio per un senso di rispetto anche per evitare ulteriori forme di contagio. Sì, innanzitutto io desidero ringraziare in qualità di assessore non solo al turismo ma anche agli impianti a fune. Desidero ringraziare tutti i nostri operatori, impiantisti, perché hanno deciso, diciamo, in maniera unanime di chiudere gli impianti. Una gran parte di essi lo faranno questa sera, gli altri lo faranno, penso, a Cortina nel fine settimana, probabilmente alla volta di venerdì o sabato, anche perché c'è stato un dialogo con il prefetto e si è deciso anche per permettere un defluire tranquillo dei ancora buoni turisti presenti come presenze a Cortina, e anche per l'effetto delle molte seconde case che ci sono. Quindi si è deciso di procedere in questa maniera, però in maniera autonoma si è deciso di chiudere gli impianti con senso di responsabilità, perché è ovvio che di fronte a una situazione di questo tipo a livello nazionale non si può pensare, anche se il DPCM, cioè il decreto del Presidente del Consiglio, non prevede ad oggi la chiusura degli impianti in montagna, quindi nella zona del Bellunese o in Trentino Alto Adige o in Friuli, perché non è considerata zona rossa, però è ovvio che abbiamo visto un po' le immagini tutti quanti dei numerosi turisti che fortunatamente c'erano anche, devo dire la verità, perché
è caduta anche della neve copiosa, quindi era una stagione spettacolare da questo punto di vista. Bellissimo. Però, infatti vediamo delle ecco, immagini girate ieri dal nostro collega qua. Davide Romanut, però insomma diciamo una cosa per chiarezza. Chiuderanno gli impianti in quasi tutta la montagna, nella zona di Cortina, insomma tutta l'Ampezzano diciamo, è molto affollato e quindi il deflusso sarà più lento e quindi probabilmente chiuderanno sabato, ma chi ha la casa in montagna in questo momento vuole rimanere lì, magari senza fare assembramenti, baldoria, diciamo così, perché non solo è brutto da vedere ma anche perché potrebbe anche esporre a contagi in zone dove non è ancora arrivato il virus, ovviamente. Può rimanere seguendo le buone norme che vengono date a tutti? Ma assolutamente sì, cioè io credo che questo non sia un problema per chi ha una seconda casa. No, perché abbiamo visto da Milano delle scene allucinanti di esodi. Guardi, è ovvio che tanta gente che ha possibilità di spostarsi dalle zone rosse si sarà trasferita nelle zone... Però vede, anche questo secondo me è un comportamento che non bisognerebbe attuare, perché io dico anche a tutte queste persone che hanno preso il treno da Milano e magari se ne sono tornate a casa al sud, per esempio, molti sono ragazzi... O magari hanno preso la macchina e sono andate a Cortina, a Falcade, Esatto, si rischia di aumentare il contagio. Allora io capisco che qualcuno lo fa magari pensando di scappare al contagio, ma magari l'ha già contagiato e è già contagiato e rischia di contagiare gli altri. Anche perché non è che il freddo metta al riparo dal contagio, anzi. Il freddo no, io raccomando anche a chi magari è in montagna, perché appunto all'interno di una seconda casa, che stia in casa e se esce faccia come se fosse nella sua prima residenza. Che si goda il panorama, l'aria buona, però insomma che rimanga... Poi posso dire, se noi rispettiamo tutti quelle norme che ci siamo dati, che sono state ripetute alla nausea, ma che sono evitare le strette di mano, tenere un po' di distanza di sicurezza, lavarsi le mani, queste cose qui, insomma, la cosa si va a contenere molto. È ovvio che se andiamo a chiudere le scuole da un lato e poi vediamo i ragazzi che si assembrano in un bar fino a notte fonda, è ovvio che non ha senso. Quindi l'appello che io faccio è soprattutto ai nostri cittadini: noi non diciamo di non vivere normalmente, perché non sarebbe neanche corretto, ma se lo si fa rispettando le regole che diciamo, siamo a posto. Diciamo che la chiarezza a questo punto, anche alla luce di quello che è successo, che devo dire c'è stata una confusione atomica negli ultimi giorni, bozze, non bozze, ma anche prima una comunicazione virus pericoloso, poi è finito tutto, poi di nuovo il virus pericoloso, insomma la gente devo dire che è stata molto, molto disorientata da questo punto di vista. Adesso sembra che finalmente si sia scelta una strada, cioè tra l'economia e la salute è stata scelta la salute. Giustamente è stata scelta la salute. I danni sull'economia ci saranno e sono accettati. Sono accettati, ci tocca accettarli, sono inevitabili. È ovvio che però io ripeto e dico una cosa: guardate, l'attenzione che noi dobbiamo avere non è tanto sotto l'aspetto di ogni singolo individuo sanitario, cioè con il rischio di perdere la vita, ma dobbiamo capire che abbiamo le terapie intensive intasate, cioè in Lombardia questo è già accaduto. È ovvio che se il contagio continua ad espandersi, il rischio di ciò che è successo in Lombardia può avvenire in Veneto, in Emilia Romagna e poi a cascata nelle altre regioni. Questa è una cosa terrificante, anche perché per chi ha i parenti all'interno delle terapie intensive che rischiano di essere anche soppiantati dai malati più gravi, cioè devo dire che questo è un rischio che giustamente non ci possiamo permettere di correre. Sa perché lo dico? Perché è giusto ripetere e dire che l'85%, quasi 90% delle persone sono asintomatiche, quindi qualcuno dice ma insomma tutto sommato è un'influenza virale. Da un lato è vero, ma è vero che c'è un 10% però che va in ospedale e di questi 10% un 3% va in terapia intensiva. C'è un range, diciamo, il virus può essere buono ma può essere anche molto cattivo. Quindi noi dobbiamo evitare... E non solo con le persone malate. Esatto, quindi noi dobbiamo evitare di aumentare in termini percentuali questo 3% che rischia di diventare in termini assoluti migliaia di persone e quindi non avere i posti in ospedale. Quanto possiamo reggere così? Guardate, se continua questo ritmo qua non si regge per molto. Allora noi stiamo mettendo in campo, cioè non noi, li sta mettendo di fatto il governo, però onestamente non ci sentiamo. Ecco, l'unico appunto che noi facciamo al governo è che forse ci voleva un po' di chiarezza. Uno, non far circolare delle bozze. E un po' di coordinamento su questa storia del turismo c'è? Non ne vedo tanto, se devo essere. Noi come assessori al turismo delle 3 regioni siamo lasciati molto soli, quindi cerchiamo di interpretare le norme. Guardi, io ieri
per Ma esempio. perché secondo lei è presto per affrontare l'argomento o perché come forma mentis questo governo non riesce a dialogare con le regioni? Ecco, brava, la verità è che l'unica interlocuzione che c'è tra il Presidente del Consiglio e i Presidenti delle regioni. Però per esempio io il Ministro Franceschini non l'ho mai sentito, allora io non voglio fare polemiche, mi sono sentito con la sottosegretaria Bonaccorsi, che tra l'altro è un ex assessore della Regione Lazio, quindi una persona con la quale eravamo abituati a incontrarci, molto pragmatica, che ringrazio, che è della stessa corrente del Ministro, però per esempio il Ministro io onestamente non l'ho sentito, per quello dico siamo un po' lasciati soli. Ovvio che poi noi abbiamo gli operatori, gli albergatori che ci chiamano, gli impiantisti, insomma tutti quelli che si occupano di turismo, e dobbiamo interpretare un po' le norme. Allora io per esempio mi sono trovato ieri a caldeggiare, ovviamente verbalmente, ma a caldeggiare sia la chiusura degli impianti da sci, sia di dire agli nostri albergatori: ma tenete conto che forse è il caso di dire che entro fine settimana chiudere anche gli alberghi, perché non ha neanche senso tenere in piedi un albergo con le disdette certo che è stanno dura arrivando. dire così senza sapere cosa mettere sul piatto. Io ho visto che lei ha fatto questa proposta diciamo detrarre dalle tasse le spese per le vacanze in Italia. Sì, questa è una cosa con la quale ci siamo confrontati con le nostre categorie di riferimento, perché io fortunatamente prima della chiusura totale di questi contatti sono riuscito a fare qualche tavolo magari ristretto ma molto operativo sul turismo, e ci siamo abbiamo fatto delle proposte, alcune delle quali sono state già accettate a livello nazionale. Penso agli ammortizzatori sociali, perché ricordo che il turismo è un settore dove la cassa integrazione in deroga non c'è. Non c'è, e poi ci sono un sacco di persone precarie, stagionali, esatto, insomma è tutto un settore un po' particolare. E poi abbiamo fatto questa proposta, abbiamo detto siccome prima o poi finirà e ripartiremo, chiediamo al governo di fare una detrazione fiscale, deduzione, ora non è il mio mestiere come commercialista, ma insomma far sì che vengano defalcate dalle tasse le spese per le vacanze sostenute nel territorio nazionale. È una bella proposta, però finora mi sembra di capire che risposte neanche mezza. No, su questa qui non abbiamo avuto risposte, spero che magari prossimamente poi uno averle. dice l'unità nazionale. Io sinceramente sono anch'io del parere che è meglio tenere bassi i toni in questo momento e di superare tutti insieme infatti l'emergenza. Io non voglio far polemiche, però c'è anche un limite al silenzio, nel senso che le cose prima o dopo sul piatto bisogna metterle, se no la gente va in piazza e altro che 1 metro di distanza facciamo cioè voglio dire, si rischia grosso, poi qui si va proprio sulla carne viva delle famiglie che devono vivere e mangiare a fine mese, voglio dire. Anche il Presidente Zaia non ha detto noi non accettiamo le misure, ha chiesto semplicemente coinvolgetemi e magari cercate anche questa storia di considerare le zone rosse di Treviso, Padova e Venezia. E ascoltate anche quello che viene dai territori. Sì, ascoltiamo i territori e cerchiamo magari di farlo assieme ai sindaci, per esempio all'Anci, e prendere delle misure comuni. Perché mi sembra che il senso civico generale sia molto alto, il decreto, anche se voglio dire con tutta la confusione che c'è stata in queste ore, mi sembra che le persone in gran parte stiano recependo, le aziende con grande senso di responsabilità, le persone per strada se ne vedono poche circolare, i tribunali sono chiusi, insomma mi sembra che il senso civico dilaghi anche laddove una persona ci rimette del proprio appunto chiudendo le strutture, chiudendo le attività, tenendo a casa le persone, magari pagando lo stesso lo stipendio, insomma mi sembra che il senso civico sia ampiamente generalizzato. E certo diciamo che sentire una categoria come i presidenti di Confindustria di Padova e Treviso, che di solito si mantengono, sono moderati, mamma mia, galleggianti, perché sempre a favore dei governi e comunque insomma sempre con uno spirito collaborativo, dire abbattete il governo sostanzialmente, perché hanno fatto un comunicato veramente durissimo. Poi Confindustria Veneto ha cercato di lenire, però il comunicato è molto molto duro, fa un po' impressione. Diciamo che nemmeno noi oppositori politici, tra virgolette, eravate arrivati a tanto, esatto. Nel senso che ci rendiamo conto che in un momento come questo è giusto anche un po' di solidarietà nazionale, di tenere la barra dritta, però è anche giusto che dobbiamo dire ciò che non funziona, ma semplicemente per migliorarlo. Infatti il Presidente Zaia, costruttivo. Ma sì, perché se ci avessero detto guardate, io sostengo questa tesi che forse è anche più dura, ma a un certo punto avremmo dovuto parlare più chiaro alle persone e dire guardate, si fa 14 giorni di coprifuoco, cioè non si esce di casa, si chiude tutto.
però sono 14 giorni, capisce? Poi probabilmente come è successo a Vo', hanno abbattuto la percentuale dal 3% allo 0,5% esatto. del contagio del virus. Dopodiché hanno aperto mezz'ora i varchi e è successo, è entrato di tutto, e speriamo che con un po' di buon senso le persone capiscano che adesso non è che si può andare a fare baldoria a Vo', perché siamo in coprifuoco tutti, come dice giustamente anche l'assessore. Ecco. Però dico, forse fa meno danni 14 giorni di coprifuoco totale che non misure che non sono chiare, fanno danni anche all'economia. Lo so, Assessore, però anch'io tendo a ragionare da Repubblica Serenissima, diciamo così, come se il Veneto fosse una Repubblica autonoma, perché noi ci sentiamo sempre comunque molto bravi, quelli che fanno le cose per bene, però il mondo è globalizzato, il virus non ammette confini, figuriamoci cosa se ne fa di Patreve, diciamo così, che mi è piaciuto molto su Facebook, girava questo meme, insomma c'erano anche delle cose divertenti in questi giorni, che c'era scritto il virus più forte della politica, Patreve, ha costruito la Patreve, insomma ci ha unito Padova, Venezia e Treviso. E quindi noi stiamo facendo un sacrificio come paese che è veramente imponente, e tutti dicono: ma dov'è il resto del mondo? Perché il resto del mondo non fa come noi? Non è che alla fine di tutta questa storia arriveranno tutti i turisti e dovremmo ricominciare da capo? No, perché sarebbe veramente tragico. Guardi, io posso dire che onestamente, come sono preoccupato da un lato, sono, diciamo, molto positivo dall'altro, e penso che noi abbiamo affrontato per primi questa emergenza. Dal punto di vista sanitario l'abbiamo gestita meglio degli altri, dal punto di vista sanitario parlo, grazie anche ai nostri 54.000 dipendenti, parlo per il Veneto ma penso anche alla Lombardia o all'Emilia, che ringraziamo dal primo medico all'ultimo OS o infermiere. Esatto, ecco, un lavoro immane. Penso però che questa cosa, come ha detto lei, accadrà a stretto giro di posta anche nel resto del mondo, mentre molto probabilmente l'Italia e il Veneto, la Lombardia e l'Emilia in particolare ne usciranno prima degli altri. Quindi solo turisti italiani quest'anno sulle nostre spiagge, sulle nostre montagne. Però sono convinto che quando gli altri avranno il problema tenteranno gli altri di venire in Italia, e magari saremo noi a quel punto, perché non è che siamo tanto bravi su questo versante a tenere lontano, cioè, giustamente. Poi adesso sorrido, il tema è molto serio invece, quello dell'immigrazione, secondo me, appunto, anche le immagini che stiamo vedendo della Siria o quello che succede in Grecia, che voglio dire che siamo in Europa, cioè, è una cosa che sta succedendo a casa nostra, cioè una cosa che fa venire la pelle d'oca a chiunque, quello che si vede. Sa cosa? Forse all'estero hanno avuto più capacità di fare meno pubblicità di questa cosa, e quindi creare meno terrore anche dal punto di vista economico, se vogliamo, e lavorare sotto traccia. Ecco, forse noi avremmo dovuto fare di più questo, magari parlarne meno e lavorare di più sotto traccia. Però bisogna lavorarci, perché non è neanche giusto quello che purtroppo qualche paese sta facendo all'estero, che è proprio far finta che la cosa non esista. Ecco, questo prima o poi gli arriva, perché si troveranno anche loro con le terapie intensive piene se vanno avanti di questo passo qua, perché non è che in Germania o in Francia il virus non ci sia, o negli stessi Stati Uniti d'America. Ecco, quindi attenzione, perché io sono convinto che appunto paghiamo per primi lo scotto, però forse ne usciremo anche per primi. Però dobbiamo anche pensare appunto già in prospettiva a proteggerci, perché giustamente il virus appunto non ammette confini, e quindi questo probabilmente succederà. Si può già ipotizzare una cifra da chiedere al governo o all'Europa, che sicuramente dovrà aiutare gli Stati membri, e l'Italia, che il paese turistico probabilmente sarà quella che avrà il conto più alto da questo punto di vista? Ma guardi, noi ad oggi non abbiamo un conto preciso. Se lei mi dice a spanne per il Veneto che danno abbiamo subito ad oggi, probabilmente è tranquillamente calcolabile tra 3 e 4 miliardi. Vado a spanne, ma insomma noi facciamo 18 miliardi all'anno di fatturato, diciamo, di PIL relativo al turismo, quindi molto probabilmente ad oggi siamo su queste cifre di danno, 3-4 miliardi. Potrebbero essere anche molti di più, come meno, non lo so, faremo la conta dei danni alla fine. Certo è che a livello nazionale si sta parlando di una finanziaria in termini di danni. Ovvio che... Lo sa cosa ha scritto la CGA di Mestre? Ha scritto che sono stati spesi 13 miliardi per fare provvedimenti come il reddito di cittadinanza o quota 100, mentre per questa emergenza vengono stanziati 7. Appunto, ecco, lei mi ha tolto le parole di bocca.
un governo serio, siccome abbiamo capito che il reddito di cittadinanza non serve a nulla se non a mantenere delle persone, che molte delle quali magari, soprattutto in altre regioni, non dico fanno difficoltà a trovare lavoro, ma forse qualcuno neanche non lo cerca, perché dobbiamo essere onesti. Allora forse è il caso di cancellare il reddito di cittadinanza e invece mettere questi soldi qua per le attività produttive, che significa creare posti di lavoro. Ecco, questo penso sia la prima cosa che dovrebbe fare un governo al di là della guida politica. Senta, il referendum l'hanno già rinviato. Sì. Come andiamo alle regionali in queste condizioni? Ma guardi, più di qualcuno onestamente diceva forse è il caso di rinviarle. Un po'. Però sa, è anche vero che noi per esempio non siamo di questa linea qua, nel senso che a parte che ho sentito il Presidente del Consiglio, se non sbaglio proprio ieri, dire che non è all'ordine del giorno lo slittamento delle amministrative regionali. Vabbè, che fino a 2 giorni prima del referendum non era all'ordine del questo giorno. Questo è anche vero. Neanche lo slittamento abbiamo anche visto che questo governo esatto. cambia idea molto velocemente, quindi non escludo che oggi o domani magari esca questa notizia. È anche vero che, insomma, io dico, non è, se il terrore è quello che la gente non vada a votare, può essere. Però insomma, siccome sono a fine maggio, insomma, io spero anche che per fine maggio il picco sia passato, si sia già in una fase, diciamo, discendente. Non che è risolto il problema, perché assolutamente per maggio non sarà risolto il problema, però se già il contagio fosse ridotto e si va verso, abbiamo scollinato, diciamo, penso che sia anche corretto non bloccare le amministrative, anche perché sa, diventa difficile cosa fa un prolungamento fino a ottobre, insomma, con mandato scaduto, quindi siamo tutti un po' a prendere decisioni anche senza essere legittimati, voglio dire, la vedo un po' difficile. Comunque diciamo staremo in attesa. C'è un tema che almeno quello bisognerà pure affrontarlo, questa tassa di soggiorno che si paga per soggiornare in Veneto nelle strutture turistiche, che fine fa? Ma guardi, io anche su questo mi piacerebbe fare un appello di unitarietà nei confronti dei sindaci, perché ho visto qualche sindaco che ha fatto la proposta di sospendere la tassa di soggiorno, il che è anche una cosa positiva, anche se però dall'altro dobbiamo dire che in questo momento, in mancanza di turisti, è ovvio che anche la tassa non avrebbe un grande effetto nel molto deserto, ridotta. esatto. Allora forse è il caso di prendere una, diciamo, decisione unanime, che è quella di dire magari non si toglie la tassa di soggiorno, ma si decide di metterla tutta, e non parlo solo di questi mesi qua, ma di tutto l'anno solare, di metterla in un fondo e magari utilizzarlo per fare una promozione comune, comuni assieme alla Regione Veneto, appena insomma, finirà questa situazione, prepararci, noi stiamo già lavorando a dei tavoli di promozione, magari aggiungere quei denari a quelli della Regione Veneto. L'altro giorno è venuto il presidente di Confcommercio Venezia e gli ho fatto questa domanda e la faccio anche a lei. Sa che fino a poche settimane fa parlavamo di Venezia e di altre realtà turistiche del nostro paese e della possibilità di mettere dei ticket per spopolare un po' di turisti questi territori che sono presi d'assalto dal turismo di massa, dal turismo mordi e fuggi, che devastano la città e tutto quello che abbiamo detto e via. Adesso il problema si è ribaltato, non sussiste. Purtroppo non anzi sussiste. Li dobbiamo chiamare fischiando da tutto il mondo quando sarà finito tutto, per tornare a casa nostra. È una chiave di volta importante, pensare a che tipo di turismo vogliamo richiamare. Abbiamo anche una opportunità in questo momento forse di organizzarci meglio, mai come ora, su cosa vogliamo dal nostro futuro. Lei come la vede? Perché io ho sentito il Presidente della Regione che ha parlato degli influencer che vogliono... chi sarà il nuovo turista a cui ci rivolgeremo e come faremo a riprogrammare il nostro settore? Ripartirà tutto come prima o sarà anche l'occasione per... No, secondo me non ripartirà tutto come prima, perché questa crisi è una crisi che ci farà tutti vivere in maniera differente il futuro. E penso che, come tutte le situazioni negative, porta a riflettere e dà anche delle opportunità di cambiamento. E penso che anche in ambito turistico questo accadrà. Se da un lato, come dice il Presidente, dovremmo fare una promozione magari diversa,
utilizzare molto anche gli influencer internazionali, quindi i grandi attori, le grandi persone che diranno io vado a fare le vacanze in Veneto, parlo dove per il è sempre Veneto stato in realtà, ecco. Però è strano che un'istituzione, cioè il fatto che un'istituzione assoldi queste persone non è che proprio sia... Beh, vabbè, dopo cioè, ci di sono, solito anche a Cortina, il bel vivere, sì, il bel mondo, insomma dovrebbe essere una cosa ma, che... insomma, poi il tema della l'ospitalità, promozione, diciamo così. il tema della promozione è variegato, esatto. E ci sono adesso tanti... non voglio attaccare. No, vabbè, ma insomma, adesso senza... finiamo pure l'argomento, esatto, senza attaccarci ai esatto, particolari. Esatto, però diciamo che il tema è la promozione da un lato, però attenzione perché non bastano gli influencer. Gli influencer colpiscono diciamo anche molto i giovani, perché si utilizzano i canali social. Io sono però anche convinto che siccome noi siamo una regione che fa 72 milioni di presenze, quindi ragioniamo molto anche con i tour operator, con i giornalisti internazionali, io sono convinto che comunque fare dei press tour, fare dei workshop specifici, destinazione per destinazione all'estero. Esatto, perché io so che ci sono tante proposte che magari non erano tanto valorizzate. Questa forse è l'occasione anche per portare turisti, che ne so, sul turismo dei percorsi, piuttosto che i pellegrinaggi, piuttosto che il turismo equestre, la bicicletta, cioè forse anche è il modo per far partire un settore che invece sto bailame internazionale si faceva fatica a dirottare i turisti su questi percorsi. Assolutamente sì, questa è l'opportunità per scoprire cose nuove, per veicolarle meglio, per impegnarsi di più, perché ne avremo più necessità, certo. Avremo più fame. Io faccio il tifo per i colli, con gli euganei, che in questo momento hanno vissuto, devo dire, impietosamente una stagione assurda, sì. Perché i colli sono bellissimi, le terme sono bellissime di Abano e Montegrotto, e poi voglio dire abbiamo una nuova zona di tutela di patrimonio UNESCO da valorizzare, sì, abbiamo diciamo tante di quelle cose belle. Diciamo che anche la zona del termale però deve approfittare di questa situazione, ed è un po' che si fa questa discussione, innanzitutto per essere molto più unita al suo interno. Finalmente adesso c'è un consorzio unico, fino a poco tempo fa ce n'erano due, e riqualificarsi, perché noi abbiamo bisogno di strutture ricettive che siano all'avanguardia dal punto di vista dell'innovazione, anche se vogliamo. Quindi questo è fondamentale. Per arrivare alla sua domanda... Quindi un sostegno o no? Beh, il sostegno, a dire la verità, noi è già anni che lo stiamo dando, perché io ho fatto dei bandi dove abbiamo dato 30 milioni a fondo perduto a tutte le strutture ricettive che volevano rinnovarsi, pagando il 40% a fondo perduto degli interventi. E allora bisogna farlo. Bisogna farlo, ma devo dire che molti hanno partecipato, hanno preso i soldi, hanno rinnovato. Diciamo che non bisogna smettere, ma bisogna continuare. Ma è un cambio di mentalità, è una cultura dell'accoglienza che deve cambiare, deve crescere. Lei giustamente prima mi parlava anche di Venezia. Approfittiamo di questa situazione per cominciare a dire che dobbiamo dircelo onestamente. Io lo dico da assessore al turismo, faccio un po' di autocritica nei confronti dei miei operatori, che uno dovrebbe dire l'assessore al turismo deve difendere sempre gli operatori. No, calma, li difendo dove vanno difesi, e dico anche che magari in questo periodo, quando c'erano le vacche grasse, non abbiamo trattato benissimo i turisti. È vero che tanti turisti venivano e si comportavano male, ma è anche vero che qualcuno... Insomma, davano fastidio a questi turisti, no? Li abbiamo sempre un po' trattati. Ecco, forse Venezia in questo momento comincerà anche a riflettere e a capire che di turismo si vive, certo in maniera differente. Penso ai molti residenti che vivevano questa cosa con sofferenza, e capisco i residenti, ma non capisco però chi vive di turismo, certo. E anche loro magari trattava male qualche turista. E chi ha svenduto mezza città per fare dei bed and breakfast, devo dire che come noi a Padova abbiamo vissuto questa storia in piccolo, in Vianelli, voglio dire, che pareva che si potessero dare gli affitti, così è diventato un ghetto. Venezia diciamo che ha rischiato grosso, e speriamo che rifletta quindi facciamo una riflessione su questo e vediamo di ripartire quando partirà in maniera differente. Ecco, questa potrebbe essere una grande scommessa. Questa cosa che ci è capitato, io dico sempre, in tutto il male viene per nuocere, dà fastidio, fa male, però è un'occasione per riflettere, come quando una persona si ammala. È brutto, stai male, la vedi, però molte persone dalla malattia scoprono tante cose. Ecco, pensiamo questo anche nell'ambito turistico ed economico. Bene, abbiamo finito il tempo. Diciamo che l'ultimo appello è perché finalmente ci sia questo coordinamento con il governo, e che quanto prima si cominci a capire e intravedere anche quanto potranno essere sostenuti, perché devo dire che anche la montagna generosamente, dopo tutto quello che ha passato in questi anni, ha chiuso prima la stagione, e devo dire che penso che tutti ora si aspettino qualcosa di concreto. Assolutamente sì, noi siamo al lavoro, lo stiamo chiedendo a livello governativo,
aggiungeremo anche quelle che sono le nostre iniziative, le nostre risorse, spero sia a quelle che arriveranno dal governo, per aiutare tutto il comparto. Grazie Assessore, Grazie so che per voi è anche un periodo impegnativo di gran lavoro, in bocca al lupo per tutto. Grazie. Grazie a voi di essere stati con noi, ci vediamo domani, buona giornata, arrivederci.